Appuntamenti in agenda per domenica 19 marzo. Escursione a San Fruttuoso di Camogli via Nozzarego proposta dall'Osservatorio Raffaelli di Casarza Ligure. Ritrovo alle 9:30 sul piazzale della chiesa di Nozzarego a Santa Margherita Ligure. È aperto il Museo Diocesano di Arte Sacra in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. L'orario delle visite va dalle 10 alle 12. Al via Sestri Levante il Wine Festival giunto alla sua terza edizione. Gli stand saranno allestiti nell'ex convento dell'Annunziata dalle 10 alle 19 con tante produzioni di vini in abbinamento a piatti della tradizione. Poeti a Camogli, a partire dalle 11 nel ridotto del Teatro Sociale, incontro con Bruna Pedemonte e Gianluca Favetto in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, modera Silvia Neonato. A Santa Margherita Ligure va in scena la domenica della festa della primavera. Alle 11 concerto della Filarmonica Cristoforo Colombo sul lungomare di Ghiaia. Dalle 15 alle 19 si terrà la distribuzione di frittelle, pile danze con l'orchestra Macio. Il comitato di Cicagna della Croce Rossa inaugura un fuoristrada intitolato alla memoria di Giovanni Pecoraro. Alle 10 la messa nel santuario di Nostra Signora dei Miracoli. A seguire la benedizione e il taglio del nastro per il nuovo mezzo. Un'altra coinvolgente attività si svolge al Musel di Sestri Levante, Scriva per un giorno. In questo caso con l'archeologa Ilaria Lanata sarà possibile scoprire come gli antichi egizi vivevano e soprattutto come era organizzata la famiglia tipo. Inizio alle 15. Incontro pubblico con la giornalista Lucia Goracci per il secondo seminario della Casa del Pensiero a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure a partire dalle 15:30. Alle 15:30 in piazza Mazzini a Chiavari la comunità musulmana del Tigullio organizza un presidio per onorare le vittime di mare e della guerra, iniziativa in collaborazione con l'Associazione Culturale di Mezzanico Gli Amici per la Pace. Primo appuntamento di musica nei musei e non solo, 24esima edizione che si terrà nella chiesa di San Giuseppe di Piriaruggia a Genova. Alle 16 si esibirà l'orchestra d'archi dell'Accademia del Chiostro diretta da Massimo Vivaldi nel concerto Musica in Letare. Alle 17 all'Auditorium San Francesco di Chiavari, terzo appuntamento con i concerti dell'Accademia Musicale Giuseppe Verdi. Si esibiranno Andrea Cardinale al violino e José Scanu alla chitarra nel concerto Italia vs Spagna con musiche di Rossini, Paganini, Granados, Sarasate e Bizet. Appuntamenti in agenda per lunedì 20 marzo. Alle 14:30 nella Palestrina di Rivarola, in via Vittorio Veneto a Carasco, incontro rivolto ai commercianti per parlare della Cassa Commercio Liguria, strumento di sostegno alle imprese promosso dalla Regione in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti. Proseguono i corsi di cultura di Chiavari. Alle 16:15 nella Sala Livellara di via del Pino a Chiavari, Roberto Altman terrà una lezione di storia dell'arte sul tema postmoderno e materiali, serialità e minimalismo. Il Centro Famiglia del Tigullio propone l'Ora dei Papà, incontro gratuito in presenza dedicato ai papà in attesa in azione, un percorso condotto da Antonio Panella, teatrante, formatore e dottor Sogni, dalle 18 alle 19 nella sede di via della Cittadella a Chiavari. Appuntamento con Ligabue. Alle 20 il rocker di Correggio comparirà sullo schermo del Cinema Odeon di Genova, collegato in diretta streaming e pronto a suonare qualche brano per i suoi fan e a presentare il docufilm su di lui, Ligabue 30 anni in un giorno, che verrà proiettato durante la serata. Al Teatro Carlo Felice di Genova alle 20:30 si tiene il 18° concerto della stagione GOG 2022-23. Dopo 5 anni torna il pianista Konrad Tao, considerato a livello internazionale come uno dei più interessanti giovani pianisti e compositori. La rassegna cinematografica Mondo Visioni si conclude al Sivori di Genova con This Stolen Country of Mine di Mark Wiese. L'inizio alle 20:30 introduce il giornalista Alessandro Cassinis.